In Canal Grande, canale di Canareggio, nei rii del sestiere di San Marco e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati iole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ogni altra tipologia a queste assimilabile. L'ordinanza che modifica il testo unico sulla circolazione acquea è stata pubblicata in queste ore sul sito del Comune di Venezia e sarà in vigore da mercoledì 1 agosto. L'annunciato giro di vite riguarda anche alcuni rii minori, dove la navigazione delle imbarcazioni a remi non tradizionali viene vietata dalle 7 alle 17 nei giorni feriali e dalle 7 alle 15 dei sabati non festivi. Nelle restanti acque della ZTL lagunare il blocco è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15 e al sabato dalle 8 alle 13, festivi esclusi. La navigazione nei canali e negli orari consentiti, puntualizza l'ordinanza, non autorizza in alcun modo l'attraversamento del Canal Grande. Nuovo e assoluto il divieto per i gommoni, anche se di proprietà dei residenti. Le nuove regole, da tempo richieste da buona parte di chi naviga in città, sono accolte con favore anche dall'opposizione, che le ritiene tuttavia poco significative rispetto al più ampio problema del traffico in laguna, arrivato ormai a livelli insostenibili. Sicuramente se ci sono anche i kayak possono creare problemi, certo è che non sono loro quello, c'è il problema da affrontare, il problema da affrontare è proprio la gestione complessiva. L'incidente tra motoscafo Gran Turismo e Vaporetto al Tronchetto, denuncia in una lettera aperta al presidente della Municipalità di Venezia Giovanni Martini, si aggiunge a una serie di incidenti che in pochi giorni hanno occupato le pagine dei giornali. Che le cose siano degenerate e che occorra correre subito ai ripari lo dimostrano i bruschi rallentamenti a cui vengono costretti gli stessi mezzi di soccorso, ambulanze e vigili del fuoco che per urgenze transitano in Canal Grande. E non va meglio in altre zone della città. Un esempio per tutti è quello di Rio Novo. In Rio Novo passano 3.000 natanti al giorno e la preoccupazione dei cittadini è arrivata all'ULSS e l'ULSS ha individuato quel luogo, quel canale, come un canale pericoloso, tanto da auspicarne la chiusura, cioè si arriva a dire che lo smog prodotto dai mezzi che passano naturalmente intacca la salute dei veneziani.